Ritrovati dalla redazione, un ottantenne triestino è stato vittima di un incidente che ha avuto bisogno di un intervento di soccorso alquanto particolare. La zona è quella non distante da via del Collo, nella parte alta del rione di Gretta. Nel tardo pomeriggio di ieri l'anziano è scivolato lungo una scarpata molto ripida, cadendo sul greto di un torrente e battendo la testa. L'uomo, preso dal panico per essere finito nei pressi di un ulteriore salto d'acqua, ha iniziato a urlare tanto che alcuni residenti in zona l'hanno individuato e aiutato poi a mettersi in sicurezza. Dopo aver allertato il 112, sul posto sono arrivate ambulanze e automedica del 118 e vigili del fuoco. Il personale in questione ha dovuto poi calarsi in corda per oltre 10 metri prima di raggiungere il malcapitato anziano in evidente ipotermia e sotto shock. Una volta raggiunto l'anziano per prestare le prime cure del caso, il medico e l'autista del 118 hanno aiutato i vigili del fuoco a issare il paziente sul toboga. L'uomo è stato quindi recuperato grazie alla speciale barella, trasportato fino alla strada, fatto salire a bordo dell'ambulanza e portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Catinara. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. È stata formalizzata con il deposito dei nominativi in tribunale la nomina dei consulenti di Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio volontario di Liliana Resinovic. L'uomo ha incontrato il suo legale Paolo Bevilacqua per un confronto sui passi da compiere in attesa di conoscere l'esito delle nuove analisi genetiche decise dalla procura. Tornando ai consulenti che affiancheranno Visintin, ci sono due conferme: quella del medico legale Raffaele Barisani e quella del biologo ed ex comandante dei RIS di Parma Luciano Garofano. A loro si aggiungono l'ingegnere informatico forense Michele Vitiello e Noemi Procopio, docente di scienze forensi alla Central Lancashire University. Sicurezza sul lavoro è il tema che CGIL e CISL UIL alla vigilia del 1 maggio hanno messo al centro delle manifestazioni in Friuli Venezia Giulia, anche alla luce della recrudescenza infortunistica. Solo nei primi 2 mesi di quest'anno l'Italia ha visto 138 infortuni mortali, il 16% in più rispetto a quelli di gennaio-febbraio 2024, ha spiegato Michele Piga, segretario generale CGIL FVG. Anche Friuli Venezia Giulia piange già diverse vittime, come il giovanissimo Daniel Taffa, trafitto da 2 schegge lo scorso 25 marzo a Magnago. Sport basket, un passo importante verso l'Europa grazie a 2 punti strappati dalla Pallacanestro Trieste al Palaradi. Con il successo ottenuto a spese della Vanoli Cremona, la formazione di Cristian riagguanta in classifica la 1/3 Reggio Emilia e, in virtù della migliore differenza canestri nei confronti diretti con i reggiani, si riporta al 6° posto della classifica, davanti a Reggio Emilia, dopo il Carachidi casalingo contro Pistoia con 4 lunghezze di vantaggio sulla Reier Venezia. In queste ultime 2 giornate, con trasferta a Varese e sfida contro Sassari, i biancorossi hanno la qualificazione a una Coppa Europea nella prossima stagione nelle loro mani. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi su pianura e costa, cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana cielo in genere poco nuvoloso, specie nel pomeriggio. Sulla fascia orientale, sulla costa, borino al più bora moderata. Temperature minime in pianura fra 11 e 13 e sulla costa fra 15 e 17 gradi, le massime in pianura fra 24 e 26 e sulla costa fra 22 e 25 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.